www.radioticino.com. Uxoricidio di Marghera, Gianfranco Duini, reo confesso, non sembra darsi pace per quanto ha commesso. Parlano amici e conoscenti della coppia, descritta allegra e generosa. Blitz dei carabinieri in negozi cinesi tra le vie Piave, Carducci e Sernaglia, decine le irregolarità trovate nel mirino bar, parrucchieri, centro massaggi ed una pescheria. Camorra in Veneto, interrogato davanti alla GIP, si difende il sindaco di Eraclea, non ho mai fatto alcun accordo con i casalesi, così Mirko Mestre. Brutta avventura in autobus per una giovane mestrina oggetto delle pesanti molestie di un passeggero di 39 anni bengalese, ora denunciato per violenza sessuale. La tassa di sbarco si faccia pagare anche ai veneti nei giorni festivi, lo chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, dito puntato contro le convenzioni esterne. Una marcia a Venezia per dire no all'escalation di intolleranza e razzismo, lanciare il professore trevigiano Antonio Calò, noto per aver accolto in casa sua dei migranti. Le 12 Marie hanno inaugurato questo pomeriggio il Carnevale a Venezia, portate sopra la lettiga con un corteo di 450 figuranti con il gemellaggio dell'Associazione di Cuba. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri telegiornali, dunque lo avete sentito, in apertura torniamo ad occuparci dell'uxoricidio di Marghera di ieri e se oggi il reo confesso non sembra darsi pace per quanto ha commesso, parlano amici e conoscenti della coppia, descritta allegra e disponibile e generosa, i dettagli nel servizio. Ancora non si capacita di quanto ha fatto, sembra non darsi pace Gianfranco Duini, 43 anni, reo confesso dopo aver ucciso all'alba di ieri con 6 coltellate la moglie Claudia Bortolozzo di 51 anni, colpita a morte con un coltello da cucina lungo 30 cm mentre stava dormendo nella loro casa in centro a Marghera e che al civico 21 affaccia proprio su Piazza Mercato, dove la coppia era molto conosciuta. Ancora increduli i commercianti della zona con cui Gianfranco e Claudia avevano anche instaurato un rapporto d'amicizia. Così Giorgio, il pasticcere conosciuto in zona per la sua somiglianza con Papa Francesco. Come persona è una persona calma, avrà avuto dei suoi problemi, però era calmo, si volevano bene, erano sempre mano a mano, gentilissimo come persona. Dopo in casa non lo so cosa succedeva. A descrivere il 43enne come una persona a modo e affettuosa anche Katia, la negoziante vicina. Sembrava anzi molto più dolce e premuroso lui rispetto a lei, che era un po' più dura magari qualche volta, sinceramente. Quindi no, siamo anche noi esterrefatte proprio da questa cosa. Dello stesso parere pure un'altra commerciante, Maria Cristina. Invece lui soprattutto era di una dolcezza infinita quando veniva qua, per come noi lo conoscevamo. Dopo altrove a casa litigavano, non si sa, dentro le 4 mura non si sa mai cosa succede, forse i vicini potevano sapere un po' di più, però per noi venivano qua ed erano una bella coppia, un po' strana, così un po' ingenua, sembravano apparentemente ingenui e buoni, entrambi molto così, un po' sulle nuvole. La coppia era seguita da tempo dai servizi sociali, i due si erano conosciuti infatti al centro di salute mentale di Favaro Veneto una ventina d'anni fa, da allora non si erano più separati, tanto che 10 anni fa avevano deciso di convolare a nozze. Il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Andrea Angelozzi, ha spiegato come la coppia fosse seguita da tempo da medici operatori e di come rispondesse bene alle terapie. Dello stesso avviso anche chi li conosceva da tempo. Noi li conoscevamo da 13 anni, come ho già detto in precedenza, e non ce l'aspettavamo proprio questa situazione che si è creata, ma in più anche quando venivano qua, oltre a essere gentili, erano anche molto educati, forbiti nel parlare, dolci. Ha fatto anche dei regali a noi, caro, a Natale, ci ha fatto degli orecchini, ce li ha portati con l'augurio di Natale, quindi è una persona, infatti siamo tutti esterrefatti perché l'ultima persona che potevamo pensare che potesse fare una cosa del genere, ecco. Quindi è stata dura. Camorra in Veneto, interrogato davanti al GIP, si difende il sindaco di Eraclea, non ho mai fatto alcun accordo
con i casalesi, così Mirko Mestre. Nessun accordo per lo scambio di voti con la costola del clan dei Casalesi ed Eraclea, così il sindaco dell'omonima località, Mirko Mestre, sentito ieri mattina davanti al GIP di Udine, Matteo Carlisi, che lo ha interrogato per rogatoria. Mestre, di professione avvocato in carcere a Tolmezzo, in Friuli, è accusato dell'articolo 416 ter, ovvero lo scambio elettorale politico-mafioso. Secondo l'indagine del sostituto procuratore Roberto Terzo, l'accusa tra l'allora candidato sindaco Mestre Luciano Donadio, boss locale dei Casalesi, con l'intermediazione di Emanuele Zamuner, prevedeva un centinaio di voti garantiti in cambio del via libera a costruire una centrale a biogas a Stretti di Eraclea. Il 5 giugno 2016 Mestre veniva eletto sindaco per 81 voti sull'avversario Giorgio Talon. Difeso dall'avvocato padovano Emanuele Fragasso, Mirko Mestre, contrariamente alla maggior parte degli altri indagati, ha scelto di rispondere al GIP. In silenzio invece l'altro protagonista dell'inchiesta, il boss Luciano Donadio, in carcere a Parma, si è avvalso infatti della facoltà di non rispondere. Lunedì davanti al GIP veneziano compariranno coloro che sono stati destinatari di misure meno restrittive. Continuiamo con la cronaca, blitz dei carabinieri in negozi cinesi tra le vie Piave, Carducci e Sernaglia, decine le irregolarità trovate. Nuovi controlli a tappeto nelle attività commerciali di Mestre. Bar, parrucchiere, una pescheria e un centro massaggi. Il blitz dei carabinieri qui in via Piave e in via Carducci per i controlli nei negozi, tutti gestiti da cinesi, tutti irregolari. Pesante la sanzione, pari a 100.000 euro. Tra le principali infrazioni riscontrate, la mancata attuazione alla salubrità degli alimenti, con scarse carenze igienico-sanitarie in alcuni locali, mancata formazione dei dipendenti in fatto di sicurezza sul posto di lavoro e ancora l'omessa autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza. Un quadro questo, cui si aggiunge anche un lavoratore impiegato in nero. L'attività ha permesso di riscontrare una lunga serie di infrazioni con il deferimento all'autorità giudiziaria di 5 dipendenti. A supportare i militari della compagnia il NAS, Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Treviso, e il NIL, Nucleo Ispettorato Lavoro di Venezia. Al momento nessuna attività è stata sospesa, ma se non si dovesse mettere in regola secondo le vigenti normative di legge, il rischio è più che concreto, visto che i controlli dei carabinieri sul territorio proseguiranno nelle prossime settimane, non solo come importante segnale di legalità, ma anche come forma di tutela per i consumatori. Brutta avventura in autobus per una giovane mestrina, oggetto delle pesanti molestie di un altro passeggero. La vicenda si è chiusa con una denuncia per violenza sessuale. Un bengalese di 39 anni è stato denunciato dalla polizia per aver palpeggiato 2 giorni fa una ragazza su un autobus della linea 6 in viaggio da Marghera a Venezia. A chiamare il 113 è stata la madre della vittima, dopo che questa aveva raccontato in lacrime quanto aveva subito. Su consiglio della donna e da lei accompagnata, la ragazza è tornata a prendere la stessa corsa dove aveva incontrato il suo molestatore, riuscendo a trovarlo e riconoscerlo. Poi la telefonata agli agenti, 2 dei quali sono corsi al capolinea di Piazzale Roma, dove il 39enne è stato fermato, portato in questura e denunciato per violenza sessuale. La tassa di sbarco si faccia pagare anche ai veneti nei giorni festivi, lo chiedono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Troppe esenzioni, troppe riduzioni e troppe eccezioni, diciamo, alla regola generale, che voleva essere quella di far contribuire i turisti mordi e fuggi al peso economico del turismo complessivo, che grava invece sui 261.000 abitanti di questo comune. Le esenzioni introdotte dalla Giunta Comunale per la futura tassa di sbarco in centro storico sono eccessive secondo il Movimento 5 Stelle, che ha presentato in Consiglio una serie di emendamenti per far pagare di più a chi verrà a visitare la città, a partire dai veneti che su richiesta del governatore Luca Zaia non sono tenuti a pagare niente. L'esenzione per i veneti è più che giustificata nei giorni feriali, perché esistono tutta una serie di uffici centrali che possono servire a tutta la popolazione del Veneto, ma nei giorni festivi, domeniche e festivi, anche i veneti devono contribuire. Dito puntato anche contro le convenzioni con le strutture ricettive esterne al Comune di Venezia. Se un turista è in campeggio a Cavallino, sostiene Davide Scano, deve pagare senza sconti il contributo per entrare in città,
perché la sua presenza e la sua produzione di rifiuti sono un costo per i residenti. Brugnaro si è piegato ai diktat di Zaia per quanto riguarda i veneti e ai diktat di Confindustria per quanto riguarda appunto le altre strutture ricettive, cioè tutti hanno chiesto di riduzioni ed esenzioni, ma è assurdo che io vada a favorire strutture ricettive o campeggi che sono al di fuori del nostro territorio comunale per sfavorire le nostre strutture ricettive. Parliamo ora di autonomia, dopo il fastidio del governatore Luca Zaia, quello del segretario veneto della Lega Tony Darè per i tentennamenti del governo sull'autonomia. Se non si farà l'autonomia si farà un nuovo governo. L'ultimatum ai 5 Stelle dal segretario della Liga Veneta Tony Darè. Autonomia per il Veneto o basta col governo giallo-verde. A suscitare il fastidio dei leghisti le dichiarazioni in Parlamento del Premier Conte, che ha parlato di molti altri mesi necessari per chiudere l'intesa. Luca Zaia ha ragione di essere infastidito perché lui ha proposto il referendum, il Veneto lo ha votato in massa da destra a sinistra, quindi le parole di Conte sono inopportune soprattutto per il proseguo di questa alleanza. Dito puntato dunque contro i 5 Stelle, intenzionati secondo Darè a sabotare il cammino di questa riforma. Stanno frenando perché c'è un grande contrasto interno tra i 5 Stelle, tra chi dei 5 Stelle che sono residenti al nord che vogliono l'autonomia perché hanno capito i vantaggi anche per il sud e chi invece ragiona in maniera come una volta e non è giusto che sia così. Coi 5 Stelle abbiamo firmato un contratto e fatto lealmente la nostra parte anche su provvedimenti che non condividevamo, ricorda Darè. Se loro non sono disposti a fare altrettanto, la responsabilità di aver messo fine al governo sarà loro. Uno dei 10 punti erano l'autonomia, da parte nostra il reddito di cittadinanza da parte dei 5 Stelle. Noi abbiamo dato il reddito di cittadinanza, noi vogliamo l'autonomia. Ancora più duro il coordinatore veneziano di Forza Italia, Michele Celeghin, quanto successo sull'autonomia sostiene è uno schiaffo in faccia a tutti i veneti. Io lo dico da Veneto in particolare, le attese sull'autonomia ormai la pazienza è arrivata al limite. Sentire le dichiarazioni del Ministro che dicono pochi giorni fa che non ci sono testi perché non ci sono accordi, dopo tutto questo tempo e dopo tutti questi rinvii, io dico che è uno schiaffo ai veneti. Sull'autonomia del Veneto chiuderemo entro l'anno, promette Matteo Salvini dal palco di Verona. Parole che dopo i continui rinvii degli scorsi mesi suonano come una beffa alle orecchie del coordinatore veneziano di Forza Italia, Michele Celeghin, secondo cui difficilmente il governo arriverà a mangiare il panettone. Non si può continuare a governare con continui dissidi, con continui conflitti che poi chi ne pagano le spese? I cittadini. Secondo il coordinatore azzurro, il futuro della Lega non può essere che al fianco di Forza Italia all'interno di una tradizionale coalizione di centrodestra. La coalizione di centrodestra in questo momento deve rafforzarsi nei propri valori e nei propri ideali, ma soprattutto nel programma che ha presentato, che quello è l'unico vero contratto di governo che c'è per gli italiani. Siamo vicini a chiudere accordi in quasi tutti i comuni del veneziano che il 26 maggio voteranno per il sindaco, annuncia Celeghin. Ieri l'investitura ufficiale di Forza Italia, la candidata sindaco di Noale già scelta dalla Lega, Michela Barin. Noi stiamo lavorando, io in particolare, in tutta la provincia di Venezia per chiudere accordi su tutti i comuni. Devo dire che siamo a buon punto e su quasi tutte le realtà locali abbiamo chiuso accordi che, ribadisco, però sono accordi sicuramente politici di partito, ma sono fondati sulle persone. Una marcia per dire no all'escalation di intolleranza e razzismo, a lanciarla il trevigiano Antonio Calò, noto per aver accolto in casa sua dei migranti. Appuntamento il 16 marzo a Venezia, patria simbolica, dice, dell'apertura ad altre culture. Non vogliamo più leggere notizie di ragazzi che si tolgono la vita per un permesso negato. Non vogliamo più assistere inermi all'aumentare di rancore. A chi insulta, a chi usa le persone come ostaggi, diciamo che la debolezza è vostra. Antonio Calò, cittadino europeo del 2018, sceso in campo in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento di Strasburgo a fine maggio, lancia insieme a un gruppo di studenti delle università di Padova e Venezia una marcia in laguna, il simbolo di quello che potrebbe trasformarsi in un soggetto politico porto aperto e un manifesto appello non contro, dice, ma per l'accoglienza, per l'equità, per il lavoro anche e soprattutto giovanile. Non siamo la minoranza dei buonisti, ma siamo un sentire diffuso
evento che può rappresentare tanti giovani, non solo nei nostri territori ma in tutta Italia. Siamo stufi di vedere che una situazione difficile in cui siamo vada a farci abbandonare quelli che sono le basi del nostro vivere insieme, la tolleranza, il rispetto, la cura l'uno dell'altro, a prescindere dal colore della pelle, a prescindere dalla propria provenienza. Invita dunque le donne e gli uomini di buona volontà alla mobilitazione. Calò. Il 16 marzo alle 15 alla stazione centrale di Venezia, un lungo corteo che raggiungerà il Tronchetto. Venezia rappresenta il meglio, il porto aperto, e simbolicamente il porto aperto non è soltanto un porto aperto su un piano sociale, politico, ma anche su un piano economico, ricordiamocelo sempre. Senta, cosa può diventare Porto Aperto? Porto Aperto può diventare una forza che rappresenta la volontà di tantissime persone che hanno deciso di aprire la porta e di aprire i porti. Ed ora ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali, dove parliamo dei 4 nuovi comandanti dei Carabinieri di stazione a Venezia. Alla stazione dei Carabinieri di Marghera il nuovo comandante è il maresciallo maggiore Matteo Biasone, il quale ha svolto numerosi incarichi di comando. Il luogotenente Francesco Stello, nato a San Donà di Piave ed arruolato nell'Arma nel 1989, ha assunto invece il comando della stazione Carabinieri di Meolo. Alla stazione dei Carabinieri di Venezia a San Marco è giunto quale comandante il luogotenente Luca Fiorani, che dal 2003 ha svolto diversificati incarichi allo Stato Maggiore del Comando Interregionale Vittorio Veneto di Padova. Infine il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro, il maresciallo capo Simone Muccin, friulano da San Vito al Tagliamento. Giorno dopo giorno lievitano i fondi per l'operazione del piccolo Giovanni, che domani sarà ospite d'onore allo stadio mercante di Bassano. Sentiamo. Continua senza tregua la corsa alla solidarietà per aiutare il piccolo Giovanni, il bimbo di Piazzola affetto da una grave malformazione alla gamba destra sin dalla nascita. Voi telespettatori avete risposto all'appello lanciato attraverso le nostre telecamere da mamma Erika per raccogliere fondi perché Joe sia sottoposto a un costosissimo intervento chirurgico in Florida che gli permetterà di camminare e correre come i suoi coetanei. Al nostro microfono Erika ha chiesto il vostro aiuto. Pensate che solo l'altro giorno vi avevamo dato conto dei soldi raccolti in pochissimo tempo. Volevo aggiornarvi della situazione appunto economica di Giovanni. Nell'arco di un paio di giorni sono stati raccolti tra donazioni e biscotti circa 14.000 euro. Oggi siamo arrivati a 54.000 euro. Ora dopo ora i vostri contributi crescono. Obiettivo è raggiungere quota 400.000 euro. Domenica Giovanni e la sua famiglia saranno ospiti d'onore al mercante per assistere alla partita che i giallorossi disputeranno contro il Bessica. 2 squadre avversarie unite per aiutare quello che è ormai diventato il nostro Joe. Non solo l'intero incasso della partita sarà devoluto al piccolo guerriero per sostenere l'intervento, ma anche il Bessica ha raccolto fondi per lui. Mamma Erika porterà anche dei biscotti, i famosi biscotti di Joe, di cui vi abbiamo parlato nei nostri servizi, che saranno consegnati, previo contributo, sempre pro operazione, e i fedelissimi raccoglieranno altri fondi. Insomma, sarà un'azione combinata su più fronti, massiccia, forte. Protagonista Giovanni, che su iniziativa della nostra emittente darà il calcio d'inizio al match FC Bassano-Bessica. Che vinca il migliore, di certo la vostra solidarietà ha già stravinto una grande partita. Aperto ufficialmente questo pomeriggio il Carnevale di Venezia con il tradizionale corteo delle 12 Marie. Eccole le 12 Marie inaugurare il Carnevale a Venezia. Portate sopra la lettiga salutano con la mano il loro vasto nonché affascinato pubblico. Le Marie, partite da Castello, portate a spalla lungo tutto il percorso da giovani e possenti figuranti. Momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana, il corteo accompagnato da circa 450 persone dei gruppi storici con le associazioni Amici del Carnevale di Venezia e Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, che quest'anno vede il gemellaggio con Cuba.
Manifestazione questa delle 12 Marie, lo ricordiamo, che rievoca in chiave moderna il rapimento e la liberazione di 12 promesse spose ai tempi del doge Pietro Candiano III. Correva l'anno 1039. E con il Carnevale di Venezia si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo. Nel dettaglio, sul Veneto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -3 e -1 grado, massime comprese tra 7 e 8 gradi. Vediamo ora la situazione del Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Non sono attese piogge degne di nota. Sarà asciutto ovunque. Temperature minime comprese tra -4 e -2 gradi. Massime comprese tra 6 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, con venti in attenuazione. Temperature minime comprese tra -1 e 0 gradi, massime oscillanti tra 12 e 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.